pomeriggio a Caposile ultraleggero precipita dopo il decollo e prende fuoco nell'aviosuperficie del club di volo. Nulla da fare per il pilota. È ufficiale, il Veneto sarà zona bianca da lunedì, attesa l'ordinanza regionale con i dettagli. Vaccinazioni, il 55,7% dei veneti ha già ricevuto la prima dose di vaccino o l'ha programmata. Intanto aperta l'attesa vaccinazione per operatori di centri estivi e mondo del turismo. A Jesolo le somministrazioni già nel pomeriggio, il primo è un bagnino. Scoperto in Veneto un caso di variante argentina del Covid, la prima volta in Italia. Gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico spiegano non è aggressiva, nel bellunese invece variante camerunese. Infortunio mortale nel bergamasco, autotrasportatore di Carbonera muore schiacciato da un carico di 5 quintali di materiale plastico, shock in paese. Furioso incendio distrugge nel pomeriggio 4 abitazioni e danneggia una quinta Canazei, frazione di Colle Santa Lucia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ingenti i danni. Omicidio e suicidio di Spresiano, lunedì l'autopsia sui corpi di Bruna e del suocero Lino Baseotto che l'ha uccisa con un colpo di fucile prima di togliersi da vita. A Ponte della Priula il dolore della madre della donna uccisa. Tappezza i muri degli edifici del comune con foto e insulti rivolti alla sua ex fidanzata, denunciato un 45enne a Campodarsego. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Avete sentito in apertura una notizia di cronaca giunta nel pomeriggio in redazione. Un uomo, un altoatesino del quale ancora non si conoscono le generalità, è morto nel pomeriggio in un incidente con un autogiro, un velivolo ultraleggero nelle vicinanze dell'area del club volo di Caposile Papere Vagabonde, molto nota tra gli appassionati. Il mezzo è precipitato finendo contro un vigneto poco distante. La dinamica del fatto è ancora in fase di ricostruzione. Il mezzo ha preso fuoco e sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, poi pompieri e carabinieri. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, ma per la persona coinvolta purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato verso le 16:40, a circa 100 metri di distanza dalla pista. È possibile, ma gli accertamenti sono appena iniziati, che ci sia stato un problema in fase di atterraggio. Sotto shock i titolari dell'aviosuperficie, la campionessa Donatella Rizzi ed il compagno Eric Kustakner. Con loro si è messa in contatto anche il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna. Ed ora torniamo a parlare dell'epidemia da Covid nella nostra regione, perché ormai è sicuro il Veneto sarà zona bianca, attesa l'ordinanza regionale con i dettagli sull'abolizione del coprifuoco e poi gli anticipi delle ultime riaperture. Intanto sono partite nel pomeriggio le prime vaccinazioni per gli operatori del turismo. Per la terza settimana con parametri vistosamente sotto i limiti di guardia per la zona bianca, per cui da lunedì siamo zona bianca. Ultimo weekend in giallo per il Veneto, la zona bianca ormai è una certezza. Nelle prossime ore il presidente Zaia firmerà una nuova ordinanza che recepirà la norma nazionale e conterrà tutte le novità, dall'abolizione del coprifuoco all'anticipo delle riaperture come le piscine al chiuso. L'altra novità di oggi è il via alla corsia preferenziale per la vaccinazione degli operatori di turismo e centri estivi. Dalle 4 di oggi apriamo 50.000 posti in agenda, ovviamente nelle settimane, ma i primi già questa settimana, fino a domenica saranno 9.000 e 9.000 anche la prossima, e poi a incrementare per gli operatori del mondo del turismo. In più alle 16 di oggi apriamo anche a un target importante, sono 30.000 con più di 16 anni che sono i centri estivi. Ad oggi sono 2.930.000 le dosi di vaccino effettuate in Veneto. Il 55,7% dei veneti comunque ha avuto una dose o è già prenotato per averla. Se volete, non dico una suggestione, ma un obiettivo, noi il giro di boa per agosto, io dico a farla grande a metà agosto l'abbiamo fatto con tutti quelli che volevano vaccinarsi.
Per l'inizio della scuola a settembre, assicura Zaia, gli studenti over 12 saranno vaccinati. Altra questione ancora aperta è quella dei vaccini a vettore virale AstraZeneca e Johnson & Johnson, raccomandati dai 60 anni in su. Avendo un'alta percentuale di over 60 già vaccinati, il Veneto, prosegue Zaia, per ora fa magazzino e non organizzerà open day come invece stanno facendo altre regioni. Non sto dicendo che questi vaccini non vanno bene, che sia chiaro, vanno benissimo, solo che ad oggi c'è un limite di età. Noi faremo un magazzino, è inevitabile, a meno che non ci sia un pronunciamento, scusatemi, da parte dell'autorità che ci dice potete utilizzarlo per tutti senza nessun problema. Di certo questa responsabilità noi non ce la prendiamo, o peggio ancora non vogliamo scaricarlo sulla pelle dei cittadini. È primo in Italia ad inaugurare la vaccinazione riservata agli operatori del turismo è un bagnino, Miguel Pagnin, che lavora per la Iesolomare, una corsa contro il tempo, una sfida raccolta dall'ULSS 4 del Veneto orientale per andare incontro alle richieste delle località balneari, aprendo gli slot alle 12 ed iniziando a vaccinare già dalle 17 di oggi. Sono operatori di alberghi, di campeggi, bagnini di salvataggio provenienti dalle varie località balneari, considerando che l'azienda sanitaria ULSS 4 è la più turistica del Veneto, comprendendo Bibione, Caorle, Raclea, Cavallino Treporti e Jesolo, dove oggi al Pala Invent si è avviato l'appuntamento vaccinale auspicato da tempo dalle categorie del settore turistico. Ed in Veneto intanto è stato scoperto un caso di variante argentina. Gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico però rassicurano non è particolarmente aggressiva. B1499 è una nuova variante diffusa soprattutto in Argentina e analizzata per la prima volta in Italia dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha sede a Legnaro. Dopo inglese, sudafricana, brasiliana, indiana e nigeriana, il Veneto ha trovato un campione di quella che potrebbe essere già rinominata variante argentina del Covid. La scoperta è stata trovata in un campione fornito dall'USL 3 Serenissima, competente su parte del territorio veneziano. Al momento gli esperti non la ritengono particolarmente aggressiva, ma l'allerta resta alta. Nel report di sorveglianza del mese di maggio dell'Istituto Zooprofilattico è stato rilevato che in Veneto il 94% di infezioni è provocato dalla variante inglese, mentre le varianti indiana e brasiliana sono state identificate con una frequenza inferiore al 2% e le varianti nigeriana e sudafricana non sono state individuate nel corso di questa sorveglianza. E la provincia di Belluno invece conosce il primo caso di variante camerunense del Covid. La notizia è stata resa nota dall'Istituto Zooprofilattico, che ha sequenziato tra gli altri il virus riferito ad un tampone positivo di un soggetto testato una ventina di giorni fa in ULSS Dolomiti. L'evidenza di laboratorio già all'epoca aveva ricostruito la catena del contagio. Ora si tratta di capire se anche tra i contatti stretti di questa persona sia stata presente la variante. Oltre 10.000 vaccini somministrati in un giorno in provincia di Padova, aprono nuovi posti anche per gli over 12 ed i pediatri spiegano alle famiglie: è importante vaccinare anche i più piccoli. 10.335 vaccinazioni in un giorno. Giovedì 3 giugno è stata una giornata da record per Padova e provincia. Tutti i centri di vaccinazione hanno lavorato a pieno ritmo, mettendo a segno un risultato importantissimo che punta dritto all'immunità di gregge. Oltre 10.000 somministrazioni di siero anti-Covid, il dato migliore dall'inizio della campagna vaccinale. Salgono così a 535.559 le dosi complessivamente inoculate, con il 39,1% della popolazione ormai coperta dal primo vaccino e il 19% che ha già ricevuto anche il richiamo. Nel frattempo l'USL 6 ha messo a disposizione altri 25.000 posti per i vaccini anti-Covid destinati agli over 12. Le date a disposizione sono dal 29 luglio al 4 agosto. Al momento ci sono ancora 7.000 posti disponibili. I pediatri raccomandano il vaccino e rassicurano i genitori. Credo che quanti più siano i soggetti vaccinati, tanto più ovviamente sia possibile raggiungere l'obiettivo. La malattia ovviamente, anche se nei bambini si è dimostrata lieve, non sappiamo nemmeno se in futuro possa avere anche delle conseguenze, ma in ogni caso spegnere tutti i focolai e tutte le possibilità di diffusione del virus ovviamente facilita anche poi la possibilità che ci siano
poche varianti. Presto anche i pediatri di libera scelta potrebbero scendere in prima linea e vaccinare i piccoli pazienti. In questi giorni, insieme alla Regione Veneto, stanno mettendo a punto un protocollo d'intesa come quello siglato mesi fa con i medici di base. Nel frattempo rassicurano anche le future e le neomamme. Anche nell'allattamento la mamma che allatta può vaccinare, può essere vaccinata ovviamente, e i anticorpi che produce in parte passano tramite il latte e il bambino ovviamente ne trova giovamento. Ed ora gli effetti della pandemia sull'economia con una storia che ci arriva dal centro di Padova. Un ristoratore chiede ed ottiene dal comune l'aumento dei tavolini all'esterno, ma la sovrintendenza blocca tutto, nonostante nella stessa via ci siano molti plateatici normalmente attivi. Anche in via Zabarella, bar e ristoranti hanno chiesto e ottenuto dal comune l'ampliamento dei plateatici, le aree esterne dove mettere sedie e tavolini, aumentare la sicurezza e poter riprendere a lavorare. Il comune in via Zabarella ha perfino allungato di circa 50 metri la zona pedonale per questo scopo, da via San Biagio all'incrocio con via Cesare Battisti, e dato l'ok ai tavoli sotto i portici e sulla ciclabile. Ma a uno di questi esercizi la soprintendenza ha detto no. Per il decoro della strada, per il cammino del santo, per varie problematiche che 50 metri più avanti o 50 metri dall'altra parte non esistono, perché da anni che hanno i tavolini. Riassumendo, alla trattoria pizzeria dei fratelli Colzera, che potrebbe accogliere e rifocillare i pellegrini e i turisti diretti al Santo, è stato vietato di mettere i tavoli all'esterno del locale perché sarebbero sul percorso del cammino di Sant'Antonio. Conseguenze, il segnale stradale della nuova area pedonale, già installato in via Zabarella, è stato insacchettato. Le sedie e i tavoli comprati dai gestori, visto il benestare del comune, sono in magazzino, sempre per l'inspiegabile no degli uffici statali ai beni culturali. Sbalorditi i Colzera, i quali fanno notare come da 41 anni, con la loro attività, hanno rivitalizzato una delle zone che di sera è tra le più pericolose del centro storico. Con la bella stagione e i 30 coperti all'esterno speravano in un po' di ossigeno. Noi siamo ancora sotto l'80% del fatturato, continuiamo con l'80% di fatturato in meno. E torniamo alla cronaca con l'ennesimo infortunio sul lavoro. A perdere la vita Bruno Bardi, autotrasportatore 59enne di Carbonera. L'incidente è avvenuto in provincia di Bergamo. Ci sono ancora i panni stesi nel casolare di via Bianchini, immerso nel verde della campagna di Carbonera. Biancheria, pantaloni, la felpa di una tuta sono di Bruno Bardi, l'autotrasportatore di 59 anni che questa mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, l'ennesimo, all'interno di una ditta nel Bergamasco. Mentre stava sciogliendo le cinghie che reggevano il carico del camion che aveva appena portato in azienda, è stato travolto dalla caduta accidentale di un imballo di plastica compatta del peso di 5 quintali. Inutili soccorsi, l'uomo è stato sopraffatto ed è rimasto schiacciato sotto quel peso ed è morto sul colpo. Nelle immagini girate dall'emittente Antenna 2 di Clusone, il grande camion con una parte dell'imballaggio a terra, sotto shock gli altri operai della ditta. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori di ATS, Agenzia Tutela della Salute della Regione Lombardia. Bruno viveva a Carbonera in questo casolare di campagna insieme alla mamma, primo di 3 fratelli, era rimasto lui in famiglia, si prendeva cura della mamma di 85 anni. Ad avvisare la donna del tragico incidente il fratello più piccolo, Luca, che da tempo si era trasferito a Villorba. Una famiglia di contadini, il papà era mancato tempo fa, era rimasto Bruno ad accudire l'anziana. Dopo aver aiutato la famiglia nel lavoro sui campi era diventato autotrasportatore, prima in proprio, poi alle dipendenze della ditta Codognotto. Decisiva sarà ora la perizia sul mezzo per capire se il carico fosse assicurato male o se si sia trattato di una tragica disattenzione nell'allentare le cinghie. Il comune di Carbonera con il sindaco Federica Ortolana da subito ha espresso vicinanza alla famiglia e si è messa in contatto con il fratello. Io non lo conoscevo direttamente, ma dei consiglieri sì, e appunto la notizia è arrivata in municipio questa mattina per tramite delle forze dell'ordine, appunto è stato un fulmine a ciel sereno. Mi dicono che Bruno era un gran lavoratore e anche una persona che amava la compagnia, e quindi hanno tutti un bellissimo ricordo di questo signore che purtroppo appunto oggi ci ha lasciato in circostanze che sono ancora da verificare. E
E ancora cronaca dal Bellunese, un furioso incendio ha distrutto 4 abitazioni e danneggiato una quinta in una frazione di Colle Santa Lucia Canazei. Il disastro è accaduto nel pomeriggio quando attorno alle 14:30 un passante ha notato le fiamme che avevano già avvolto un fienile adiacente al nucleo di case. Immediatamente l'allarme ha fatto confluire nella zona i vigili del fuoco da Belluno e Agordo assieme ai pompieri volontari della zona, ma a loro arrivo l'incendio aveva già intaccato le abitazioni vicine, come ci mostrano le immagini che ci ha fornito il collega Mirko Mezzacasa di Radio Più. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, i danni sono comunque molto ingenti. Si tratta di prime case tutte ristrutturate dopo la tempesta Vaia che a Colle Santa Lucia ha lasciato purtroppo segni di distruzione ovunque. Ed ora torniamo sull'omicidio-suicidio di Spresiano. Le indagini stanno confermando le ipotesi della prima ora. I rapporti tra Bruna ed il suocero Lino si erano deteriorati da tempo. Una convivenza difficile, fatta di scontri verbali e anche di minacce, è quella che ora dopo ora sta emergendo dall'indagine sull'omicidio-suicidio di Spresiano. Tra Bruna Mariotto, 51 anni, e il suocero Lino Baseotto, 80, i rapporti si erano deteriorati da tempo, piccoli screzi quotidiani ingigantiti dalla coabitazione sotto lo stesso tetto, seppure in 2 appartamenti separati. In un caso le minacce di Lino nei confronti della nuora sono state addirittura di morte. Che i rapporti fossero turbolenti lo hanno testimoniato fin dalla prima ora i vicini di casa e gli stessi amici della famiglia. Certo, nulla che facesse presagire l'epilogo del 2 giugno, con Lino che imbraccia il fucile e spara in volto alla nuora per poi usare l'arma contro se stesso nel vicino capanno degli attrezzi. Una mattanza avvenuta sotto gli occhi della figlia non ancora tredicenne di Bruna, che ora con il padre Claudio si trova a casa dello zio materno Denis. È lui che si sta prendendo cura di entrambi. A Ponte della Priula invece, dietro queste persiane, c'è il dolore di Oliva Granzotto, madre di Bruna. A lei e alla famiglia va il pensiero della comunità di Susegana. E appena sarà magari terminata questa prima fase di scompiglio e di grande confusione, diciamo, mi recherò sicuramente a porgere le condoglianze da parte dell'amministrazione comunale. Adesso credo che la famiglia preferisca vivere in silenzio il proprio dolore. Si trova a casa della sorella Lovadina la signora Rosa, la vedova di Baseotto, l'altra persona che si trovava in casa al momento della tragedia insieme alla nipotina, ma che a differenza di quest'ultima non avrebbe assistito alla scena. Resta invece sospesa l'atmosfera nella villetta dell'orrore. In via 24 maggio, tra Lovadina e Visnadello, i sigilli parlano di una situazione cristallizzata al tragico pomeriggio di mercoledì, quando le urla della bimba e il primo scoppio hanno fatto intervenire i vicini di casa. La lite, l'ennesima, esplosa per il cane della donna che infastidiva il suocero, ma c'erano anche problemi connessi al pagamento del mutuo. L'autopsia sui corpi, affidata al dottor Alberto Furlanetto, è prevista per lunedì. Si deve capire se Baseotto abbia agito alterato. Solo dopo potrà essere dato il nulla osta alla sepoltura. Cerimonia laica domani mattina a partire dalle 9 al campo centrale di rugby agli impianti del CUS in via Corrado a Padova. Sarà questa la sede dell'ultimo saluto del fotografo padovano Stefano Vallin, nel luogo dove negli anni della sua carriera sportiva aveva giocato molte volte. Vallin, 63 anni, sposato, è morto sabato scorso travolto da un'automobile mentre era in moto. Noto professionista della fotografia, generoso ed impegnato nel volontariato, nel cinema e nel tango come ballerino, Vallin verrà salutato in maniera semplice dalle molte persone che lo conoscevano in una cerimonia aperta a tutti. Ed ancora dal padovano, tappezza il comune con foto osè e insulti rivolti alla sua ex fidanzata, denunciato un 45enne. Sei una prostituta, questo e molti altri insulti scritti nei volantini che affiggeva per strada o nelle lettere anonime che inviava ai conoscenti insieme a foto osè. Un 45enne di Galliera Veneta è stato denunciato per diffamazione aggravata e diffusione illecita di documentazioni sessualmente esplicite. Le offese erano rivolte alla sua ex fidanzata, una 21enne residente in provincia di Padova, che ha denunciato tutto ai carabinieri. Il 45enne tra dicembre 2020 e febbraio 2021 ha messo in campo una serie di azioni diffamatorie e la giovane esasperata si è rivolta alle forze dell'ordine. Nel PC dell'uomo i carabinieri hanno trovato le tracce della creazione dei volantini.
La polizia ha sgominato una banda pugliese responsabile di furti di prodotti ittici e vinicoli in ditte del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo criminale, composto da 5 uomini, proveniva dalla zona di Cerignola. Partivano viaggiando con camion ed autovetture. Dopo aver individuato i depositi di pesce e vino da depredare, provvedevano a sottrarre la merce, che veniva poi rivenduta in Puglia. Dopo un anno di indagini, per i 5 autori dei reati sono scattate le manette. Ed ora la linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in studio con il TG del Veneto, aperto la scorsa settimana il tratto Bassano-Montebelluna della Pedemontana Veneta. Intanto dall'Alta Padovana l'appello affinché al più presto sia possibile un collegamento veloce con la strada Valsugana e la regionale 308. È una risposta al territorio produttivo del Veneto, l'inaugurazione dei 60 km di superstrada pedemontana tra Bassano del Grappa e Montebelluna. Infrastrutture significano sviluppo, quello che adesso chiedono anche le imprese dell'Alta Padovana, per voce del presidente della provincia Fabio Bui. Abbiamo bisogno del collegamento tramite la 308, che è la statale del Santo, che oggi si interrompe a Castelfranco, ma che è nata vecchia e quindi ha bisogno subito, oltre che di una manutenzione immediata, anche del raddoppio. Abbiamo bisogno in un secondo momento del collegamento tramite la Valsugana. Solo il ponte sul Brenta a Curtarolo vede il passaggio di 45.000 veicoli al giorno, in attesa di risposte delle 119.000 imprese del Padovano. A Treviso ora al via i lavori di restauro del capolavoro di Tiziano. Parliamo dell'Annunciazione custodita nell'omonima cappella nel Duomo di Treviso. È stata prelevata e pronta per essere restaurata una delle opere più visitate al Duomo di Treviso. Parliamo dell'Annunciazione, capolavoro dipinto da Tiziano Vecellio, pronta per essere riportata al suo antico splendore. È la festa per eccellenza della speranza, così ce la spiega il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Con quel sì Maria ha cambiato la storia dell'umanità ed è un motivo molto bello poter riflettere anche con queste opere d'arte meravigliose sullo stupore che dobbiamo avere, perché non siamo mai lasciati soli. Verrà sottoposta ad un restauro conservativo per conservare il colore offuscato e sollevato in più punti. L'opera al momento è stata smontata dal suo altare e oggi coricata, è stata messa in sicurezza con una velinatura e questa sarà l'occasione anche per rigenerarla dal punto di vista strutturale. Quindi diciamo che si tratta di un restauro che avrà sicuramente un risultato estetico, ma che definirei quasi architettonico. Il progetto sarà finanziato per 70.000 euro da Save Venice, un'organizzazione che ha già restaurato 5 dipinti del Tiziano a Venezia, ultimo in ordine di tempo l'Assunta del Tiziano nella Chiesa dei Frari. Ora invece prenderà in mano quest'opera databile intorno al 1520. I lavori dureranno circa 4 mesi, poi l'opera, il prossimo anno, partirà alla volta di Belluno. Farà un viaggetto bellunese, possiamo dire, perché verrà portata alla mostra di Tiziano e i suoi, che si svolgerà tra dicembre e aprile del prossimo anno a Belluno. Se porto un barattolo o una lattina in libreria, ricevo in cambio un libro. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Un barattolo, una lattina, una bottiglia di plastica vuota deposti nel cestino della libreria. Si trasformano in libri. In che modo? Con un baratto, nient'altro che uno scambio di cultura e senso civico. Chi porta in una libreria una lattina e una bottiglia di plastica riceverà in regalo, in omaggio, un libricino, uno dei 10 della collana. Sono libricini particolari perché nascono dalla creatività dei bambini delle superiori, delle medie, delle elementari e c'è anche qualcosa delle scuole materne. Il tutto per intercettare le voci dei più piccoli e avvicinarli alla lettura e all'educazione civica. Sono già venuti contenti di vedere i disegni, insomma, di poter fare questo scambio. Sia un modo invece per lasciare loro voce, per lasciare modo di esprimersi e questo può essere un primo passo per poi, insomma, costruire anche altre cose assieme. Fumetti, disegni e racconti sul tema dell'ambiente e del rispetto verso il prossimo.
abbiamo deciso di concentrarci su alcuni aspetti dell'educazione civica in particolare, quindi nella mia classe un po' sull'educazione stradale, sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto degli altri, l'amicizia, e ne sono nati dei racconti, delle riflessioni, delle letture e anche dei riassunti su letture di autori importanti. L'iniziativa, che al momento coinvolge 5 librerie sul territorio, Aimat, il Libro con gli Stivali, il Punto Einaudi, la Toletta e la Goldoni, procederà anche per il prossimo anno scolastico, contando nell'adesione di altre scuole, librerie e partner. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano che in questi giorni ha portato un'ondata di caldo nel weekend si indebolisce, l'estate fa un passo indietro e tornano così piogge e rovesci. Vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 5 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, anche se a tratti il cielo tenderà a coprirsi, localmente anche con molte nubi. Nel corso del pomeriggio qualche temporale sulle zone montane e pedemontane. Entro sera saranno possibili degli acquazzoni anche sulle pianure circostanti. Le temperature poi subiranno contenute variazioni di carattere locale, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, tanto sole inizialmente, ma anche in questo caso a seguire avremo piogge sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, vedete, alternate a momenti un po' più asciutti. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.